3, 2, 1, partiamo con un altro allenamento insieme. Oggi andremo a lavorare su gambe e glutei. Iniziamo da in piedi. Quindi tutti in piedi di fronte a me, gambe aperte, larghezza bacino, iniziamo a fare dei bei respiri. Prendiamo aria, andiamo verso l'alto e respirando scendiamo. E di nuovo inspiro, mi allungo verso l'alto, espira, scendi. Di nuovo inspira, allunga ed espira, scendi. Ora sempre allungandoci verso il soffitto, quindi immaginando un filo che ci tira verso l'alto, stacchiamo i talloni. Iniziamo a sentire pavimento pelvico che si attiva, addominali che si attivano e torno giù. Vado su, tira dentro la pancia, senti tutta la cintura addominale attiva e scendi. Di nuovo sali, sali e butti fuori aria, chiudi, stai chiudendo la caviglia toracica. E scendi, prendi aria, ancora 3 e giù. E 4, senti le cosce che lavorano e giù. E 5 e scendi. 6, di nuovo ancora e giù. 7 e giù. 8 e giù. 9, scendi e 10, rimaniamo su, andiamo su con le braccia, contrai anche i glutei e scendi sia con le braccia che con i talloni. Ora ritorno su con braccia e talloni e scendo, di nuovo su 3 e giù, e ancora 4 e giù e 5 e il resto giù. Ora alterniamo il movimento, quindi piego una gamba e poi piego l'altra. Attenzione a non modificare la posizione del bacino, quindi non dobbiamo fare questo, ma dobbiamo tenere sia a livello addominale che a livello dei glutei. E andiamo a riscaldare il collo del piede. Ancora per un po'. 4, 3, 2 e stop, scendo. Bene, piego leggermente le gambe e salgo. Piego pochissimo e torno su. Piego, quindi vado indietro col sedere, non vado in avanti con le ginocchia e salgo. Piega e sali, come se c'è uno sgabello alto. Scendi e sali, quindi sfiora lo sgabello e torni su. Sfiori lo sgabello e torni su. Di nuovo sfiori e torni. Da questa posizione ora andiamo a slanciare in fuori una gamba e torno giù. La slancio in fuori e torno, quindi manteniamo l'equilibrio. E 2 e torno. Testa che spinge al soffitto. Il peso è tutto sulla gamba d'appoggio. Quindi sentite bene il lavoro sulla gamba d'appoggio. Stiamo solo riscaldando. Ancora 2. E cambio gamba. E andiamo con la sinistra. Su. E scendi. Il peso ora è tutto sulla gamba destra. Non sto ruotando il piede, quindi la punta spinge in avanti. La testa spinge in alto. Dentro la pancia. Quindi la parte dei trasversi ci sostiene. Ancora 1 e stop. Gamba destra, la piego, la apro, la piego e scendo. Sempre destra, su, fuori, su e scendo. Su, fuori, su, scendi. Ancora su, fuori, su, scendi. Di nuovo, fuori, su e cambio gamba. Andiamo su. Apri, torni e scendi. Su, apri, torni, scendi. Su, apri, torni, scendi. Su, apri, torni, scendi. E ancora 1 e stop. Muovi leggermente le gambe. Bene. Ora, vi ricordate l'esercizio di prima dello sgabello? Ora scendiamo un po' di più.
Quindi facciamo uno squat. Le gambe però non le divarichiamo troppo, larghezza bacino. Mentre scendiamo indietro col sedere, mi raccomando, importantissimo, le ginocchia non vanno avanti, non debbono mai superare la punta del piede. Quindi ricercate la sedia dietro, portiamo le braccia in avanti e scendi e sali. Mentre scendi porti dentro la pancia, in modo che non carichi la zona lombare. 2 e torna su bello dritto. 3, su, stringi i glutei quando sali. 4, stringi. 5, stringi i glutei. 6 e su. 7 e sali. 8, schiacciate bene i piedi a terra. 9 e salgo. E 10 e sali. Lo facciamo con le gambe chiuse, unite. Cerchiamo sempre la sedia. 1 e sali. Stavolta quando il sedere va indietro le ginocchia spingono una contro l'altra. 2 e su. 3 su. 4 su. 5 su. 6 su. 7 su. 8 su. 9 e l'ultimo e 10. Benissimo. Andiamo a lavorare sull'equilibrio e sempre sul lavoro delle gambe e dei glutei. Equilibrio sulla gamba destra, quindi portiamo fuori la gamba sinistra. Se volete le braccia le portate in fuori, se no le lasciate giù lungo i fianchi dove vi stabilizzano di più. Il peso rimane sempre sulla gamba d'appoggio, quindi non fate questo, non andate a caricare l'anca, ma sostenetevi. Sentite il gluteo che vi sostiene. La gamba sinistra è sollevata. Belli dritti, il bacino non ruota indietro, ma sta dritto. Tutte e due le creste iliache spingono in avanti, guardano in avanti. Da qui disegniamo dei cerchietti. 1 dentro l'ombelico, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia. 1, 2, 3, 4, 5, inizia a bruciare. 7, 8, 9 e 10 e torni. Più lavorate in allungamento e più il lavoro lo sentite in profondità e quindi fa più effetto. Cambiamo, andiamo in equilibrio sulla gamba sinistra, allungo all'esterno la gamba destra, la sollevo, mi allungo, quindi carico il gluteo, la gamba destra, sinistra e vai. 1, 2, 3, 4, attenzione alle anche, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dai che ci siamo e 10. Shakeriamo un po', vai, brucia un po'. Continuo sempre sulla stessa posizione ma cambiamo esercizio. Ritorniamo in equilibrio sulla gamba destra. La gamba sinistra questa volta, guardate il piede, deve ruotare, va su e torna giù. Quindi quando la slancio in fuori la punta guarda all'esterno. Torno con la punta in avanti e torno giù senza riappoggiarla perché se no andiamo fuori asse col bacino. E 1 e torno, 2 e torno, 3 giù, quindi la rotazione avviene da qua. 4, 5, la testa del femore che ruota, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio gamba, prontissimi e andiamo, ruoto. 1 e torno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Di nuovo shakera, fai una sorta di proprio
rilassa glutei, rilassa le cosce. L'ultimo esercizio in questa posizione, sempre in equilibrio sulla gamba destra, stavolta il piede sinistro è subito ruotato in fuori, quindi sollevo la gamba, vado su e torno fino a toccare il tallone sull'altro tallone senza appoggiarlo a terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se volete le braccia anche così, 7, 8, 9 e 10. Cambio, pronti? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, passiamo alla posizione supina, quindi lunghi a pancia in sopra. Appoggiate bene la schiena, le scapole, i piedi, gambe piegate, piedi belli appoggiati, braccia lungo i fianchi. Andiamo a fare 10 retroversioni e solleviamo il bacino, quindi vado su, stringo, ricordatevi che stiamo lavorando sui glutei, quindi non dobbiamo staccare troppo, e torno giù, vado su, stringo e scendo, 3 e scendo, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, stringete quando salite, 8, 9 e 10. Ora rimaniamo col sedere sollevato, retroversione, quindi tiro a livello glutei, addominali, facciamo una sorta di camminata, stacco una gamba e la riappoggio e poi stacco l'altra e vai. 1, le braccia schiacciano a terra, spalle aperte, 3, 4, ricordatevi la matita da stringere sotto l'ascella, 6, su col bacino, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rilassate il collo, 7, 8, 9 e 10. Riappoggia a terra il sedere, schiaccia al petto le gambe. Ora rifacciamo lo stesso esercizio modificandolo un pochino. Mi raccomando, le braccia vi aiutano, schiacciatele a terra in modo che non andate a chiudere le spalle, quindi rinforzate contemporaneamente al lavoro dei glutei, andate a rinforzare la zona dorsale. Riporto giù le gambe, ritorniamo su col sedere, riporto su una gamba, blocco il bacino, apro in fuori e torno. Facciamo sempre con la stessa gamba. 1 e torno. 2, quindi sentite che vi sbilanciate. 3, 4, 5, voi schiacciate la gamba che sta a terra, 6 e le braccia, 7, 8, 9, 10, cambio gamba, pronti, resto su col sedere, andiamo subito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lavora quella a terra, 9 e 10 e giù e schiaccia. Ok, ora di nuovo stacco il sedere, rimango su, porto una gamba al petto, mentre questa gamba la andiamo a distendere, le braccia le portiamo indietro. Pronti? Quindi non avete più l'appoggio e l'aiuto delle gambe e delle braccia, solo il lavoro sul gluteo. 1 e torni, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio e vado 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Riappoggio il piede, riappoggio il bacino, schiaccio le ginocchia al petto. Ora ci giriamo su un fianco. Appoggiamo il gomito a terra, gomito perpendicolare alla spalla, mano aperta, la gamba che sta sotto rimane appoggiata, quindi il ginocchio fa da perno, stacco il sedere, stacco la gamba, sto su, quindi il peso è sulla gamba che sta sotto. La gamba che sta sopra va 1 e torno avanti e indietro, 1, 2. Se non riuscite a stare in questa posizione, lo potete fare benissimo così, ok? Quindi mi raccomando, rispettate il vostro limite, non forzate le posizioni. 7, 8 dentro la pancia, 9, 10, resta, allunga la punta, piccoli cerchi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambia giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e riappoggio. Cambiamo fianco. Stessa posizione, appoggio, stacco, distendo e vado. 1, 2, lavoro sotto a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani a lunga, cerchi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dentro la pancia, 8, 9, 10 e 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop. Bene, ci distendiamo, porta le gambe al petto e schiaccia. Quando butti fuori aria, schiaccia il petto. Lasciamo un ginocchio al petto e l'altra gamba distesa. Cambiamo gamba, porta l'altra al petto e distendi quella che era al petto. Tutte e due il petto, metti le mani sotto le ginocchia, datti una spinta e vieni su. Una gamba distesa, l'altra piegata, andate in rotazione in modo che allungate bene la parte esterna del gluteo della gamba. Cambio. Ok, ci mettiamo seduti, dritti, facciamo dei bei respiri. Su, inspira, espira, scendi. Inspira, espira, ancora inspira ed espira. Allora, se volete prolungare la lezione, prima degli allungamenti finali, rimandate indietro il video e rifate tutti gli esercizi per una seconda volta. Così ripetete il lavoro e il lavoro si intensifica di più. Ci vediamo alla prossima, grazie!